Come Marco nos mostra una fase di lavorazione del violino, l'ultima fase che è la vernisatura. Vai Marco. Poi su una mani trasparente e due su adesso, che così questo mi permette di sentire sotto il dito troppo spessore che fa la vernice. Io che io la spalla mi par bene. E voi da ora anche dal rumore che fa il legno sotto il dito, no? Io devo diffondere da pardotto. Molte cose ci chiamano tutto. E c'è un altro poco. E questo mi permette di fare uno strato di vernice, un evore sottile, no? Così che dopo il legno vibra migliore, vibra più libera e dunque migliore c'è il suono. La lì non è patch di risonanza, c'è l'en. Questa è l'Ayer che proviene dai Balcani e che ha questo particolare disegno, con le imbarezzature e che dà una particolare bellezza a tutti gli strumenti, no? Troppi svolti devi fare che operazione qui per completare il lavoro. E perché questo lavoro qui è un 15 masi di vernice. Io conto che due vernice a quelli, questo è un vernice a quelli, poi tornare a passare per ore, troppo voi che tanto vanno su così velocemente come un vernice tradizionale ad alcol. E questo mi dà la possibilità di ripassare dalla che è sbagliato e ti puoi stirare via tranquillamente e tornare a fare subito. Invece con la vernice ad alcol e dispettavo una giornata intera prima che si sui e prima di tirare via. Comunque chi ha il controllo dall'essiccamento, che viene fatto tramite ultravioletti, quindi arrivi a lavorare anche un lavoro più tranquillo, no? Ma la premura e l'ansia da vernice ad alcol. La vernice ad alcol tu dai su una mano, dai su una pinnellata e dopo non ti puoi più ripassare, perché sennò tu tiri via tutto, no? Anche c'è quelle sotto. Invece che qui, una volta che un strato di vernice si è secchiato, non è possibile tornare a farlo venire in fuori. Perché le pasore hanno disfe quelle che le sotto. E sono necessità operative che di lavorare quasi a scuro. Lei nome la luce che. Sì, perché la luce, queste luci uniche mi permette di vedere il violino di due punti di vista. Io giù con la luce, in modo che qui riflesse praticamente io vedo la vernice della canoe, dalla candela lui, dalla candela di mancul, permette di fare che la luce qui. Dopo per certi altri lavori le mie orvei dos luz, perché per esempio con che due animali di colore la merezzatura mi disturba addirittura, no? E allora io ho bisogno di dos luz che mi cancellino queste merezzature, in modo che io non la vedo di più, io se il colore sta tutti molto omogeneo, se no mi sarà sempre più scuro che sempre più chiaro, no? Girante cambia tutto. Hai capito? Per cui bisogna essere anche tecnici da luce bisogna per poter lavorare bene. Bisogna sapere per tutti i sensi, la vista, il tatto, anche l'orelle, per fare un lavoro fatto bene. Perché anche il suono che produce, gli strumenti, anche tu lo lavori, se ti ristanti frobis. Ecco, è finito quasi.
Quella lì è le lenti di risonanza, Questa invece è il pitch. C'è caratteristiche AIAL per è un lente tanto leggero e tanto rigido, no? Dunque ha un rapporto fra densità e rigidità che rende molto alto, no? In che smooth permette di vibrare con più forza, cioè move tanto air, però non ha, come spiegati, move tanto air con facilità, no? Perché non ha il pace, non ha la massa dall'air, no? L'aer è pesante, poi è difficile farlo vibrare. Invece la beta è ideale per produrre frequenze basse che da notice verso la quarta di sol. E infatti la tavola è proposta questa, anche che amplifica le frequenze basse che è da quarta di sol e di re principalmente. In tutta la struttura è fatta in modo che cioè, la tavola sia più leggera e più elastica possibile, in modo di massimizzare praticamente la resa. Ecco, per un non esperto al viot che l'ena lì non la difies e alla ianei estremamente irregolari. Esattamente, queste sono le caratteristiche che siamo decisi con che si sia il cillegno. Il più irregolare è perfetto possibile, senza difese, senza sacchetti di resine. Cioè che così il suono va a correre regolare, non incontra ostacoli, non incontra difficoltà di nessun tipo a correre, no? E dunque si diffonda per tutte la tavola e si trasmette in l'aria circostante, no? Queste due figure a F lì sono caratteristiche di tutti i violini, cioè sì. Questo F qui permette al suono di essere fuori, perché se non fosse un violino sarebbe quasi muto. Al suono, queste due busi che permettono al suono di saltare fuori. Per cui il suono al partire nasce dentro, le vibrazioni nascono dentro da cassa. Le vibrazioni sono in tasquardi, dopo vengono trasmettuti tramite il ponticello a casse e cadentri a semplifichino e dopo torna in fuori sia attraverso il lane sia attraverso l'ISF. L'ISF permette di accoppiare le vibrazioni dal lane anche dall'aria che è dentro in modo di amplificare tutto quanto proprio. Se non fosse l'ISF sarebbe come il lane a vibrare. L'imbesol non basta, ha un rinforzo dato dal volume dell'aria che è dentro, no? E anche lì che sono disegnati, che sono posizionati l'area che hanno l'SF cambiano il suono, cambiano tantissimo, così come ogni altro aspetto dal disegno del violino e da misure del violino. Ogni misura che tu cambi sa cambia alc. E sta dove tutte queste variabili è praticamente impossibile. Infatti poi che fa un calcolo matematico gli aiuta a diventare la sensibilità di che punto di vista, no? Cioè che sono talmente tante variabili che cioè, tu stai più a calcolare che no a diventare sensibile nei confronti di queste caratteristiche che cambiano. Quando un violino è finito, il sprovis finale, quelli fai tu, chiami tu un suonatore? No, io provi il suono in linea di massime, nel senso che io faccio un setup ottimale, però non è definitivo, perché il setup definitivo
va fatto sempre col musicista, perché ogni musicista ha i suoi gusti, ha la sua esperienza, suona in ruoli diversi in orchestra, quindi ha bisogno di robe diverse, ha bisogno di suoni diversi. Per dirti, un solista tendenzialmente ha bisogno di un suono più potente e brillante, perché salta fuori dall'orchestra, no? Se tu suona o musiche di chiamare oppure suona i tasfili dell'orchestra, hai bisogno di un suono un po' più dolce ed equilibrato. Per cui lì è sempre che dipende, no? Si cambia in quardis, si cambia ponticella, si sposta l'anima, si fa duce che corrente. E tutto questo va fatto con il musicista. Il musicista che ha di dire all'aiutaio dove intervenire. Queste quarte qui ha messo una masse scure, ha messo una masse clare. Queste quarte qui, lo sai, ha un picco di volume in queste note. Sono tutti robe che si mendiano poi insieme. Cioè, l'aiutaio da solo non può fare il lavoro per il musicista, quindi c'è sempre una collaborazione. Buon